mi sfugge il nome, vicino al vecchio ponte, vicino al vecchio ponte. Sta vicino al vecchio ponte, sopra il vecchio ponte, quella masseria nuova. Quindi allora la prima, l'altro agnellino chi l'ha dato? Bianco. No, chi l'hanno dato? Mastroianni Biagio uno e l'altro come al solito la Grutta Francesco. Quindi allora la Grutta Francesco no, bisogna dare altro. Mastroianni Biagio e Giridiano se mi aiutate, comunque avete capito piuttosto. Allora andiamo, secondo biglietto, Serie A 86, Fittipaldi Giulio. Chi è sto? Ci sono? C'è un Fittipaldi Giulio! Fittipaldi Giulio! Chi si chiama Fittipaldi Giulio? Forte! Allora, tutto a posto? No. Quindi, chi hanno vinto se lo vengono a prendere, se no li mangiamo noi. Sì! Li mangiamo noi, ma non invitiamo proprio nessuno. Nessuno. Benissimo. Beh, allora, adesso dicevo, non vi allontanate affatto, perché adesso c'è il Rigoretto, no? Quindi l'opera classica di Giuseppe Verdi, quest'anno è il centenario della nascita o della morte? Della nascita, della morte, di Giuseppe Verdi. Poi c'è, dove tieni tu? Subito dopo il Barbiere di Siviglia, di Rossini, è una cosa tremenda. Specialmente noi anziani, i ragazzi lasciamolo andare, perché io mi faccio tutto benuto, non sanno neanche loro che fanno facere queste creature, non sanno ancora, vabbè, lasciamolo andare. Quindi, ma tutti quanti, non vi allontanate, se ve ne andate a casa vostra lo sentirete dalla casa, ma non lo vedrete. Quindi, attenzione, allora tutti quanti qui. Adesso godiamoci questo Rigoletto, non la fornisce questo Potrosino di tutti i ministri. No, lui è il Potrosino di tutti i ministri, di Roscigno, figurati da Roscigno. Già il nome Roscigno, quanto è brutto, Roscigno, Scigno. No, allora, quindi attenzione. E arrivederci allora, se Dio vuole all'anno 21, quando speriamo di continuare a fare la nostra festa. Vedete, noi anche se ieri sera non siamo stati tanto contenti, non lo so, però noi la nostra festa di Sarconi deve essere così, anche se ci sono stati precedentemente dei piccoli alzati di testa, che ci sono state, a voglia, tutto il paese ci sono tanti alzati di testa per esempio, ci sono stati, vabbè, non importa, però poi hanno capito queste persone, hanno capito che forse ci hanno messo un forse, ma forse avevamo torto e quindi lo riconosco che avevano torto, ma noi li perdoniamo. Oggi il Vangelo parlava di perdono, la pecorella smarrita, la trama smarrita, il figliol prodigo. Quindi per noi di Sarconi la festa deve essere fatta così. Noi la prima cosa per tradizione, che noi ricordiamo quando i bandisti per esempio andavano a dormire nelle nostre case, quindi lo ospitavamo a casa nostra, quindi la prima cosa la banda, e noi mi pare che ci siamo sforzati di dare sempre dei buoni complessi musicali. Quest'anno c'è la città di Bracigliano che è degna del suo nome e quindi è degna di come si comporta, ed è una banda di prima categoria. No. Poi per noi il fuoco artificiale, se ai nostri anziani gli togliamo il fuoco non ci danno più manco una lira. E poi l'articolo, qui sì, l'illuminazione, vedete? Questa illuminazione così bella quest'anno, ma soprattutto questa perla preziosa che noi abbiamo a Sarconi. E quindi dobbiamo questa qui, l'orchestra, la cassa armonica, deve essere rifatta quest'anno. Noi abbiamo così, cesellando un centesimo alla volta, stiamo avvicinando alla somma. Poi forse vi chiederemo qualche altro piccolo contributo, ma questa va fatta però. Se no ci dicono gli esperti l'anno 21, fra qualche anno non lo possiamo usare più. Mi dicono stringi, va bene. Allora, tanti auguri a tutti allora. Congratulazioni ai bandisti, alla nostra grande banda musicale. No.
che i Bracigliano sono vicino a noi. Quindi, tanti auguri e arrivederci se Dio vuole all'anno 21.